I lupi ritornano a farsi vivi sul Monte Grappa, dove sono state trovate le carcasse di 2 caprioli predati nei giorni scorsi. Uno dei 2 ungulati è stato sbranato in mezzo alle case della località Lepre di San Nazario, l'altro invece a 2 passi dal centro abitato di Pove. L'ultimo blitz dei lupi era andato in scena giusto un paio di notti fa nella zona di Conco e di recente un esemplare è stato avvistato ad Asiago, nella via che porta allo stadio cittadino. A questo punto molti imprenditori agricoli hanno già annunciato che quest'anno non saliranno in alpeggio per evitare danni eccessivi alle mandrie. E a meno di un mese dalla monticazione questa notizia mette in agitazione anche i comuni della Pedemontana ed i rilievi bassanesi. È un grosso problema, come sindaco in particolare, ma anche come presidente dell'Unione, perché abbiamo varie malghe, tutte che sono ben tenute da parte dei comuni, sono un po' il nostro orgoglio. Questo fatto dei lupi, proprio adesso a ridosso della monticazione, il 2 giugno si apre l'alpeggio, pensi che solo Pove ha 140 ettari di prato, di pascolo e una potenzialità di 300 capi adulti. In questo periodo c'è una malga che ha dei soci. Alcuni hanno deciso per affezione e per altre cose di non mandare più i vitelli e di limitare anche il numero degli animali. Ecco quindi la proposta dei sindaci condivisa da allevatori e da operatori del turismo. Qui non si parla di abbattimenti, ma di allontanamenti. Noi vorremmo un contenimento dei capi e un allontanamento degli animali dalle zone del turismo. E il danno per gli animali nostri, per gli animali da latte, è un danno. Ma abbinato ai lupi c'è un grosso problema che è quello della gente che va a passeggiare col cane, del turismo. Ci sono delle famiglie che non vanno più a percorrere i sentieri. Insomma, a poche settimane dall'inizio del periodo d'alpeggio e dall'avvio della stagione turistica, il tema dei lupi diventa sempre più importante per la montagna veneta, sia dal punto di vista del comparto lattiero-caseario che da quello turistico.